Bisogna fare una causa di 10 milioni di euro di danni al comune che ci ha preso per il C, come ho sempre detto. A parlare l'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso in un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP definita dal giudice rivelatrice della completa immedesimazione con l'interesse privato della società Park 4.0 SRL da parte dell'assessore, che dovrebbe, si legge ancora, esclusivamente perseguire l'interesse del comune e che invece arriva al punto di proporre una causa milionaria contro il comune che in teoria dovrebbe rappresentare. Boraso sta parlando con l'avvocato Zambelli, si legge ancora nell'ordinanza, come se fosse lui il titolare della Park 4.0, che rientra tra gli 11 episodi di corruzione contestati all'assessore, venuti a galla anche grazie alle intercettazioni che ancora una volta si sono rivelate fondamentali, come dichiarato dal procuratore Cherchi. Noi abbiamo sempre, non solo in questo caso, ritenuto che le intercettazioni di per sé non possono costituire prova di niente, perché bisogna valutare come vengono dette, quando vengono dette, come vengono rapportate tra i soggetti. Si può scherzare, si può dire cose serie. Ecco, noi abbiamo cercato di individuare all'interno delle intercettazioni le cose, come dire, serie, cioè quelle che effettivamente non potevano essere mal interpretate da noi, con gli accertamenti che la Guardia di Finanza ha effettuato con, come ho detto prima, con intelligente partecipazione all'indagine. Tra quelle più rilevanti, oltre le già citate nelle più di 170 pagine dell'ordinanza, anche quella tra Boraso e l'imprenditore rivierasco Fabrizio Ormenese, l'altro arrestato e portato in carcere. Ascoltami, si legge, quando è a posto con l'operazione, siccome tu mi hai dato una mano e tutto, io ti faccio un bonus di 200.000. Non ti ho detto niente, tu non sai niente. Il contesto è relativo alla vendita di un terreno dell'Immobiliare Venezia nel 2022 per la quale Boraso avrebbe chiesto 40.000 euro tramite fatture fittizie. Appresa la notizia, nota il GIP Scaramuzza, l'assessore risponde va bene e Ormenese ribadisce che l'ulteriore cifra esula dalla fattura già emessa.